diciamo dalle 3 alle 6, un tornado, grandine e pioggia a tutto andare. Grandine, nuvole minacciose, pioggia incessante e forte vento, tutto in pochissime ore, quasi come fosse uno di quegli enormi e spaventosi tornado che solitamente si verificano negli Stati Uniti. Non siamo però in Kansas, in Texas e nemmeno in Oklahoma, ma a Cavarzere, nel veneziano. La cittadina, con poco più di 12.000 abitanti, è stata colpita da un forte acquazzone. 30 centimetri di acqua sono caduti nelle vie del centro in pochissimo tempo. Diversi gli allagamenti in alcune arterie principali del paese, case e campagne circostanti. Un vero e proprio diluvio. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita, ma molte sono state le richieste di intervento, soprattutto per allagamenti e alberi caduti. Colpite in particolar modo la frazione di Bosco Chiaro. Non abbiamo subito danni. Le strade, via 2 Giugno, via dei Mille, impossibilità di passare, mezzo metro d'acqua. I vigili del fuoco del distaccamento locale con i colleghi del comando di Venezia hanno operato ore per liberare persone bloccate dall'acqua, asciugare garage e appartamenti completamente sommersi. Fondamentali sono state le motopompe carrellabili degli operatori speleo alpino fluviali specializzati in soccorsi in ambiente difficile. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per rimuovere ostacoli dalle strade che ostruivano la circolazione, come ramaglie e fogliame che impedivano il deflusso dalle caditoie. Per soccorrere una persona rimasta intrappolata in auto a causa dell'acqua alta si è alzato in volo anche l'elicottero Drago 154. Il conducente è comunque riuscito a mettersi in salvo autonomamente. Nelle prossime ore sul territorio sono previste altre precipitazioni. Bisognerà attendere il weekend per rivedere il sole splendere in cielo.